Sempre più difficile per le piccole imprese ottenere credito. Confartigianato chiede una legge che regolamenti l'accesso per i consorzi fidi. Laura Passetti. Quando mancano le risorse per il settore dell'artigianato e della piccola impresa diventa particolarmente drammatico avere accesso al credito. Il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna lamenta un calo di quasi 900 milioni che equivalgono al 7,4% dei 12 miliardi in totale destinati alle imprese sarde. Eppure il comparto dell'artigianato rappresenta una quota del 25%. Oggi a Cagliari un convegno sull'accesso al credito e sul ruolo dei confidi, banche e regione organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna. Secondo la Presidente Maria Carmela Folchetti, una legge che regolamenti l'accesso per i consorzi fidi è fondamentale ed è necessario lavorare con le istituzioni affinché il tessuto produttivo possa trovare nei consorzi fidi artigiani quella linfa vitale preclusa dal sistema bancario. E aggiunge, la strutturazione del sistema dei confidi in artigianato concorre al rafforzamento delle attività delle microimprese, garantendo loro migliori condizioni di accesso al credito. Condizioni che al momento sono penalizzanti perché i dati sul costo del denaro sono allarmanti. Se il tasso nazionale è intorno al 5,91%, quello che pagano le imprese sarde è in media il 7,84%.